Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Allora, oggi l'ospite è un vecchio amico di Soundtrack City nostro che ultimamente ha avuto una bellissima soddisfazione e quindi noi con piacere lo ospitiamo di nuovo e sono curioso di fargli svariate domande su questo ultimo film, anzi in realtà penultimo film. E Massimo, raccontiamo un po' di chi si tratta. Si tratta di Umberto Scipione, però il film in questione è La guerra dei nonni con Max Tortora e Vincenzo Salemme. Lo potete trovare tranquillamente su Netflix se vi è sfuggito quando uscì al cinema. È una commedia carinissima, una commedia dei sentimenti, questo rapporto tra questi due nonni che sono uno l'opposto dell'altro, uno molto così svagato, fanfarone, molto anche sopra le righe, e l'altro invece tutto bello puntiglioso, preciso, e queste due anime così all'opposto si contrastano. Diciamo che Salemme versus Tortora, ma molto molto carino. È una musica che accompagna splendidamente queste sequenze, queste gag, perché Umberto ha questo stile internazionale nel modo di scrivere proprio la musica, nel modo di commentarla, molto hollywoodiano, però sempre apportando quel senso di folklore popolare tipicamente italico anche nelle commedie di casa nostra. E questa Guerra dei Nonni conferma. Infatti noi siamo qui stasera, oggi in questa puntata, perché Umberto Scipione è rientrato nelle nomination ai World Soundtrack Award 2024, un premio internazionale, uno dei premi dedicati alla musica per immagine più famosi al mondo, che si svolge all'interno del Film Fest Ghent in Belgio, ed è rientrato proprio per l'appunto tra i candidati per la miglior colonna sonora con La Guerra dei Nonni. E quindi oggi noi siamo proprio qui appositamente per farci raccontare l'emozione di questa nomination, anche perché un italiano, accade di rado che un italiano si trovi in nomination alla candidatura di un tale premio internazionale. molto bene. Allora io direi di iniziare questa puntata vedendoci due contributi video, uno di Alessandro Pinnelli, produttore della colonna sonora per conto della FM Records, e l'altro proprio inerente alla carriera di Umberto Scipione. Ciao a tutti, vorrei condividere con voi da qui da Los Angeles, dove mi trovo per una conferenza internazionale di music publisher, la gioia per la nomination nella cinquina finale di Umberto Scipione, il maestro Umberto Scipione, per la composizione originale della colonna sonora La Guerra dei Nonni. Questa, per quanto mi riguarda, già è una grande vittoria visto lo scenario internazionale. Vorrei ringraziare ancora Umberto Scipione per aver voluto coinvolgere il sottoscritto ed FM Records in questa bella nuova avventura. In bocca al lupo e grazie.
Allora, non ci resta che far entrare Umberto Scipione. Ciao Buonasera. Umberto. Ciao Marco, ciao Massimo. Ciao, Umberto. Che bello vedervi. È bello anche per me vederti, come ti ho detto prima nel backstage, mi ricordi bei momenti, quindi, Sì. quindi sono stracontento di rincontrarti almeno qui. Senti Anche Umberto, io. la prima domanda te la faccio io. Che cosa si prova a competere con Hans Zimmer su un premio internazionale? Guarda, voglio sentire lui cosa sta provando. Bravo, ti voglio così. Era una battuta ovviamente, e quindi no, dai, è inutile direi solo banalità, è una soddisfazione enorme che ti ripaga dei sacrifici che ben conoscete. Insomma, il nostro lavoro è fatto di nottate, di tensioni, di scadenze, per cui è bello esserci. Qual è stata la mia reazione appena ho avuto la notizia della nomination, che è stata anche diciamo così leggermente anticipata a noi perché dovevamo mandare delle cose? Un pianto, mi sono fatto un pianto decore, si dice a Roma, proprio bello, sano, di quelli che e lo dico con grande serenità, con grande serenità, perché poi neanche ci stavo pensando in quel momento. Anche diciamo la candidatura già era stata a sorpresa, perché mi era arrivata una mail dall'Academy dove c'era scritto clicca su questo link per andare a vedere la lista dei film candidati. L'avevo quasi ignorata, perché poi ho detto vabbè, ma poi ho cliccato, ho visto Zimmer, John Williams eccetera, ho detto vabbè, è una cosa ma no, perché non mi sto sottovalutando, insomma mi sento abbastanza, diciamo, tranquillo professionalmente. Però poi ho detto, ma se me l'hanno mandata ci sarà un motivo, quindi sono andato diciamo, a spulciare i titoli, pure lì non ho pianto, però diciamo, ho fatto... Invece, quando è arrivata la nomination c'è stata questa reazione bella, sana. Quando ci sono i risultati, per capire? Il 15 e il 16 vado a Ghent per la serata, per le 2 serate, diciamo. 15-16 ottobre? Di ottobre. Okay. Il 16 c'è le Winneries. Okay. Ma quest'anno c'è il concerto a uno dei più grandi, a mio avviso, raffinati e strepitosi compositori di musica per immagini, il newyorkese Elliot Goldenthal, a cui dedicano per quest'anno proprio il festival, con un concerto bellissimo, di cui Dirk Brossé dirigerà le partiture principali, che Dirk Brossé è quello che Marco Testoni ha potuto vedere dal vivo col concerto di Sakamoto a Roma, che ha recensito per colonne sonore. Quindi comunque veramente un grande evento. Anzi, salutami Elliot, è stato uno dei miei primi intervistati tanti anni fa. Peraltro lui è un grandissimo Goldenthal, secondo me è anche sottovalutato rispetto alla grandezza di quel compositore lì da Hollywood. Ma invece torniamo a parlare di Umberto. Allora posso introdurre io, dopodiché Massimo vai. Allora, c'è i compositori particolarmente portati per un genere. Questo non vuol dire che non siano portati per altri generi, ma con le commedie, ragazzi, è arrivato a un livello proprio, secondo me, di compenetrazione proprio nella scrittura, nel linguaggio proprio tipico delle commedie, che secondo me, a mio avviso, veramente lo dico non perché ci stai qui, tra gli italiani sei proprio, a mio modo di vedere, tra i nomi di punta. E quello che vedo è che non ti sei fermato, il tuo stile non si è fermato, ma si è sempre in qualche modo evoluto, hai cercato sempre soluzioni nuove, non sei campato sugli allori, come si suol dire. Quindi, sentendo la colonna sonora che hai scritto per La guerra dei nonni, ho visto anche una vena country che non conoscevo. Quindi... dove ho anche cantato, non so se hai riconosciuto, c'è anche la mia voce lì dentro, perché nasce dal provino che avevo fatto con Alessia, che è lei la voce solista, mia figlia. E dico, vabbè, adesso la voce maschile la faccio io, i cori l'abbiamo fatti io, lei, qualcuno che si trovava a passare per lo studio, e poi è rimasta così, ci piaceva Anzanelli. È difficile in qualche modo specializzarsi in un genere, può essere pesante perché poi sei identificato sempre come il compositore delle commedie, o lo vivi serenamente tutto questo?
No, lo vivo serenamente perché poi mi diverto e perché grazie a Dio poi i registi con cui lavoro mi lasciano esprimere e questo diciamo è poi forse il focus dell'argomento perché alle volte magari, certo, i compromessi sempre come sappiamo, poi dobbiamo sempre essere al servizio del regista, quindi se vuole una determinata cosa tu poi proponi magari delle alternative, però ma non lo vivo con frustrazione, però diciamo quello che dicevi è vero, no? Cioè, io alle volte anche per le commedie scrivo delle cose sinfoniche, grosse, importanti, no? Che potrebbero andare bene anche per film, diciamo, di diversa natura. Nel cassetto ho tante cose del genere, poi succede un po' perché nell'ambiente è chiaro che c'è un po' il cliché, come si dice, no? Che sei quello delle commedie, e un po' perché poi il lavoro ti porta, le offerte di lavoro ti mantengono in quel settore, in quell'ambito. Sei in buona compagnia. Io ad esempio penso ai De Angelis, no? Che hanno fatto per una vita commedie, ma poi alla fine, soprattutto Maurizio, si è tolto anche qualche sfizio nell'ambito di serie, ad esempio, molto drammatiche. Me ne ricordo uno con cui ho lavorato, Svegli d'amore mio, dove ha potuto sfogare la sua vena malinconico-drammatica. Quindi C'è da dire che prima sì. c'erano tanti film di genere differenti e uno poteva anche veramente, come si dice, sfantasiarsi, cioè andare dall'horror alla commedia, alla fantascienza, all'azione nel giro anche di un anno stesso e scrivere per molte cose. Anche di Angelis hanno fatto con film di fantascienza, film horror, action, ma quasi distopici, però effettivamente poi li ricordiamo per Bud Spencer e Terence Hill e per tutte le loro commedie anche sacratorie. Però devo dire che Umberto, quando ha quello spazio per poter sfogare la sua vena action, ma anche la grandezza sinfonica hollywoodiana, lo fa alla grande, lo fa anche nella Guerra dei Nonni, perché c'è una sequenza finale quando devono soccorrere l'amica immaginaria della nipotina più piccola, vicino alla bicicletta, c'è questo tema eroico che mi ha ricordato tipo, sai, quei momenti veramente da John Debney o John Williams per Mamma ho perso l'aereo, per tutte le commedie, i fantasy americani. Quindi veramente ti sei divertito. No, bravo, infatti lo sai come lui lo vedrei benissimo in film fantasy, nel cinema fantasy secondo me ci sarebbe alla grande, che in fondo l'hai fatto poi. Perché, sì, perché poi con Alessandro con Siani abbiamo fatto, a parte Chi ha incastrato Babbo Natale, che poi tra l'altro lì mi ha dato anche la nomination ai CIA Award, che è stata una bella soddisfazione. E lì è molto, diciamo, insomma, è importante, imponente la scrittura, ma anche Al giorno più bello del mondo, lì è quasi un musical, lì ho 5 canzoni originali in quella colonna sonora, 62 tracce sul CD, perché poi Alessandro piace sempre la novità, no? Nella colonna sonora. Noi spesso siamo portati anche per un fatto strategico a reiterare i temi, a far ritornare, no? Le cellule tematiche, perché arrivano prima ovviamente allo spettatore. A lui piace sempre invece, no, qua ci mettiamoci un'altra cosa, no? E allora c'è grande varietà. Però diciamo, ecco, nella Guerra dei Nonni c'è un momento che mi piace tantissimo, io mi ci sono emozionato, ma veramente con la lacrima. Oggi la lacrima torna frequentemente, c'è la scena quella delle lanterne cinesi alla fine, in cui la bambina decide e lì mi sono veramente emozionato, perché ho dovuto, e devo dire che Anzanelli è stato molto carino, perché non tutti i registi sono disposti poi a modificare l'immagine, allungare, accorciare a beneficio della musica. Lì c'era il momento in cui partiva questa lanterna cinese, in cui ci servivano dei secondi per far arrivare l'apertura al momento giusto, e lui è stato carino, perché vai, allunga, fai la corsa, vai, parla. E questo è bello, perché non tutti i registi, diciamo, sono così, no? Anche i montatori spesso è molto disneyana quella sequenza lì. Mi ha ricordato anche quella sequenza bellissima di Rapunzel con le musiche di Alan Menken, ma tu lo sai che io ti ho sempre mi ha paragonato, ti ho sempre messo in mezzo tra Alan Silvestri e Alan Menken, quando
ti sfoghi nelle commedie. Ma anche allora vince con Zimmer, allora vince, che problema c'ha? Ma io posso dire una banalità, ma proprio banale. Io ho vinto già, perché certo, sono felicissimo. Andare lì per me è un'occasione di incontro, di stare insieme, di conoscerci da vicino, però effettivamente è una bella cosa. Poi, senti, ragazzi, che rapporto, vedo che con questo Anzanelli hai fatto anche un secondo film che è uscito appena adesso, a settembre. Ti chiedo, è una nuova collaborazione che sta nascendo e vedo che se prosegue, quindi è buon segno. Come ti sei trovato col suo modo di lavorare, che mi sembra sia un ex sceneggiatore lui, quindi arriva dalla sceneggiatura. Sì, lui anche abbiamo lavorato insieme sul film di Alessandro, diversi film, lui era diciamo coautore con Alessandro, ma lui aveva fatto tante cose già prima, anche comico, attore, una persona abbastanza eclettica, Gianluca. Mi trovo bene, molto molto bene, perché è una persona con cui si riesce a ragionare, ha una sensibilità musicale, ti lascia spazio, ti lascia esprimere, accetta molto i consigli, per cui diciamo per noi musicisti è chiaro che questo è proprio l'ideale, però insomma, difficilmente mi è capitato lo stesso Verdone, cioè mi ha lasciato libero, mi dava le sue indicazioni come è giusto che sia, e anche con lui ho avuto la bella soddisfazione di avere la nomination al David, perché io dico che poi alla fine credo, non so se è vero, cioè con le commedie è un po' più difficile essere notati, no? Perché c'è sempre un po' un'opinione pubblica che comunque qualche volta mi è anche capitato. Lui è quello che fa le musichette per i film musichette, certo. Porta a casa, non puoi replicare, però dietro c'è il sangue a tutto quel lavoro, no? E quindi diciamo forse le nomination per le commedie non voglio non sto qui a farmi però hanno quel valore, quel poco di valore in più, perché diciamo non vanno ai grandi festival, di solo le commedie, non stanno molto sotto i riflettori, no? Sono sempre poi così viste come il box office, però ecco, un po' meno considerate. E allora probabilmente questa è una soddisfazione, che diciamo un'integrazione alla soddisfazione. Sì, ma poi peraltro, perché chi pensa a una cosa del genere evidentemente sono persone molto lontane dal cinema e dal lavoro del cinema, perché da che mondo è mondo, cioè, sono molto più complicate le lavorazioni delle commedie rispetto a quelle dei film drammatici o altri generi di film. Non lo dico io, fare ridere la gente è una cosa complicatissima, e anche fare le musiche legate alla commedia è una cosa assolutamente complicata, quindi hai ragione Umberto, c'è una sorta di come posso dire, senso di commedia, no, io dico sempre che la commedia, secondo me, non so se in assoluto, ma è uno dei generi più difficili, cioè è la più difficile perché devi fare tutti gli stili, ma non ti viene mai risparmiato, insomma, dal jazz al sinfonico, al pop, alle canzoni, e quindi diciamo devi essere eclettico. Io grazie a Dio mi porto dietro un bagaglio, perché da ragazzo ho iniziato con le tastiere, con le band, i matrimoni, avevo 13-14 anni, già suonavo con gente adulta che viveva di quello. Quella è stata una palestra incredibile. E quindi, però è difficile, la commedia, dargli ovviamente un imprinting, dargli un'identità musicalmente è impegnativa. Sì. Ma poi c'è da dire una cosa che non se lo dimenticano in parecchi, ma chi scrive, il compositore che scrive musica per le commedie deve combattere con una cosa fondamentale che molti altri film hanno magari in versione leggimenti ridotta, cioè i dialoghi. È pieno zeppo di dialoghi. E vai a mettere della musica che riesce a sorreggere e a non contrastare i dialoghi, cioè, caspita, è la cosa più complicata in assoluto, se lo dimenticano tantissimi. Ma c'è un momento in cui ti sei ancora di più divertito, oltre il tema eroico di cui sopra, quando c'è questo pezzo alla blaxploitation, tipo la Isaac Hayes, che c'è questo pezzo funky che a un certo punto parte, perché poi è scritto tanta roba, poi ci sono 2 temi, però è scritto veramente tanta roba.
Sì. Poi c'è un tema, diciamo, romantico che mi piace molto. Paradiridon, fammi do la sola son. Su quello ho costruito molte derivazioni perché, ecco, tornando al discorso di prima, no? Cioè, del far ridere è più difficile, no? Del far piangere anche con la musica. Però io se mi siedo al pianoforte, forse come tanti, scrivo cose romantiche, scrivo cose decore, no? Cioè è difficile che ti metti al pianoforte e fai una cosa allegra. E questa probabilmente viene fuori appunto in certi temi, in certi momenti dei film in cui dai sfogo a quest'anima così romantica. A me poi piace la melodia, lo sapete, cioè un po'... Il tuo strumento si sa che è il clarinetto, no? Quanto ti ha aiutato in questo senso nella familiarità con le melodie? Credo abbastanza, ecco. Ma sai, Marco, io nasco pianista da ragazzo, quindi io adesso tra l'altro faccio una piccola parentesi, sto facendo un po' di concerti in giro perché ho montato un concerto spettacolo nel quale suono il 50-60% delle mie musiche e poi faccio un omaggio ai grandi compositori italiani. E durante i miei concerti, anche nei precedenti, io passo dal pianoforte al clarinetto e poi ho un'orchestra di 10-15 elementi e dirigo anche. Però se ti dovessi dire qual è lo strumento mio effettivamente, non lo so, perché io passo dal clarinetto al pianoforte anche nei concerti con una grande disinvoltura e l'ho sempre fatto questo. E questo mi piace molto perché lo strumento diventa e viene molto apprezzato dal pubblico, è una cosa che piace tanto perché hai quella familiarità, no? Suona a memoria, sia il pianoforte che il clarinetto, vero, musiche mie, ma anche di altri autori, eccetera. Perché probabilmente sono nato nella musica, mio nonno, mio padre, e quindi a casa si respirava musica. A casa mia era una specie di conservatorio, mio padre aveva un'infinità di allievi. Mio padre stava all'orchestra ritmica della RAI per un lungo periodo, poi ha smesso, si è ritirato, ha preferito andarsene a Gaeta a insegnare. E lui era sassofonista, però era il vecchio polistrumentista. Lui aveva nella custodia il vecchio polistrumentista aveva il sassofono col flauto traverso e il clarinetto nella stessa custodia. E suonava con Kramer, con Mago Zurlì, ho delle foto, io avevo 4-5 anni dalla televisione in bianco e nero, per me era da lì forse la scintilla è proprio scoccata con la musica. E era anche pianista, anche lui, per cui non volendo lui, perché lui diceva a noi figli, 3 figli, non fate i musicisti, dice, tutti e 3 musicisti, a conferma che quando vuoi far fare una cosa a un figlio gli devi dire il contrario. Esattamente, fallo. E invece è così è andata, io ero quello più malato di musica. Ma i tuoi allievi, parlo quelli di clarinetto, conoscono le tue colonne sonore? Le conoscono, come no? Sì, sono miei fan. Devono essere i miei fan. E devono conoscere le tue colonne sonore. Bocciati tutti. Sai, oggi il conservatorio è cambiato. Il conservatorio. Noi abbiamo avuto una riforma abbastanza complessa che ha un po' snaturato quello che secondo me era un meccanismo perfetto, bisognava semplicemente creare la magistrale, ma questa alterazione, ora non voglio tediarvi, però diciamo del percorso, secondo me, io non la condivido, ormai sono anni che la subiamo, ma c'è solo per un problema, non contempla la continuità didattica. Cioè un ragazzo una volta veniva al conservatorio, entrava alla scuola media, c'era la scuola media annessa al conservatorio, anche a Santa Cecilia, quindi il ragazzo entrava da un insegnante che lo portava fino al compimento del tutto il percorso. Oggi prevedono che il ragazzo entra a una scuola media a indirizzo musicale con un insegnante, poi al liceo cambia insegnante, per cui l'insegnante nuovo dice no, aspetta, la mano non così, il labbro non così, finalmente approda al conservatorio da noi alle soglie di una maturità, quindi a 17 anni, 16, perché poi non può fare il compimento della triennale se non ha conseguito la maturità. E quindi spesso succede che il ragazzo mi arriva in classe a 17 anni, 18 anni lo devi reimpostare. E questo è un danno enorme. Più tutte le materie che sono state aggiunte, per cui i ragazzi iniziano a ragionare un po' a livello universitario, perché è vero che siamo università, siamo un 3+2, ma non puoi con la musica ragionare adesso mi levo l'esame di
pianoforte complementare, poi mi levo l'esame di storia della musica e poi mi faccio l'esame e mi metto a studiare clarinetto. Non è così, devi buttare il sangue sullo strumento 6 ore al giorno per anni, e quindi è un po' snaturato, no? Senti Umberto, noi dobbiamo concludere con la solita nostra domanda, ovvero questo è il momento in cui noi chiediamo una canzone, no? Però siccome invece le canzoni te ne ha fatte un discreto quantitativo, quale in questo momento secondo te rappresenta di più, ad esempio, il momento della tua vita? No, diciamo è facile questa risposta per me. Benvenuti al Nord 2011, scrivo la colonna sonora e dico a mia figlia che aveva 13 anni, che scriveva le poesie, dico mi scrivi un testo, e lei mi presenta questo testo in inglese e poi è diventata la canzone del film e ha avuto la nomination Sometimes, sì, fantastico. Sì. Ciao Umberto, alla prossima. Grazie. Un abbraccio. Sempre Ciao. bello vedervi. Ciao.